Onde realizzare prodotti perfetti, con queste parole scritte nel 1883 dai fondatori della latteria di Soligo. È iniziato tutto. Non si limitarono a definirli solo buoni, nell'atto costitutivo della latteria scrissero addirittura perfetti. Da quel giorno sono passati 140 anni, traguardo che Latteria Soligo, una delle aziende simbolo del settore lattiero-caseario della marca trevigiana e tra le prime cooperative sorte in Italia, celebra oggi ricordando la sua storia. Ha attraversato 2 guerre, un devastante incendio negli anni 90 e molti momenti di difficoltà, ma sempre riuscendo a rigenerarsi. Io torno indietro al pensiero di 140 anni fa del Toniolo Deschilati quando hanno messo in piedi questa cooperativa. Assieme si può fare un percorso, da soli contiamo molto poco e la solidarietà sia di quei tempi ma anche oggi non è cambiato niente. Settore lattiero-caseario che tra Covid e crisi internazionale ha sofferto molto, ma ora è tempo di ritornare alla normalità. La difficoltà che abbiamo è sempre l'instabilità, costi molto elevati ancora delle materie prime, consapevoli che bisogna andare verso il consumatore. Penso che un po' alla volta anche il prezzo del latte dovrà trovare un posizionamento più favorevole al consumatore. Però su questo lancio il mio pensiero che per quanto riguarda trasformazione deve fare la sua parte, ma anche le vendite e la grande distribuzione deve fare la sua parte, perché non si può speculare. 10 gli eventi che fino a dicembre 2023 celebreranno il traguardo raggiunto dall'azienda con un calendario di iniziative dedicate all'anniversario. Dal lancio di nuovi prodotti alla presentazione del nuovo catalogo di Latteria Soligo, che ha un'impronta anche storica, e alla nuovissima attività di e-commerce, quindi arriveremo per la prima volta direttamente nelle case delle persone in tutta Italia. Ci sarà il ritorno della Notte Bianca del Gusto, la grande festa storica di Latteria Soligo e del territorio, che sarà il 1° luglio. Chiuderemo l'anno con la presentazione del libro sui 140 anni, che abbiamo voluto fare una cosa diversa. Non sarà un libro storico su quella che è la latteria, ma sarà un romanzo. Ricerca e innovazione, prodotti nuovi, il giusto equilibrio tra tradizione e innovazione e poi, fondamentale, il benessere degli animali. Qui, tra le mura dell'antica Latteria Soligo, dove tutto è iniziato, è proprio il caso di dire 140 anni ed è solo l'inizio. Vera, hai sempre la testa fra le nuvole. Dai, andiamo, dai.